sono diminuiti in questi anni. Assolutamente, Ecco sono qua, aumentati. Appunto. noi infatti stiamo chiacchierando un po' il discorso relativamente anche alla struttura che il cosiddetto medicina diciamo del territorio, e quindi gli ospedali di comunità non sono mai partiti, vero dottore? Cioè, questa è un'altra problematica. Allora, è tutto fermo, le dirò, partendo dai dati e dalle prospettive del 2013. Nel 2013, quando hanno fatto le precedenti schede, c'erano la bellezza di 1775 posti letto riabilitativi. A questi hanno aggiunto nelle schede del 2013 1263, tanto per dirle cosa è stato fatto. Bene, al 2019 a queste schede non ne è stato attivato neppure uno, dico uno. Quindi a parte le medicine, una parte delle medicine integrate che sono state fatte, gli ospedali di comunità non sono partiti. Poi c'è un discorso anche pericolosetto che noi non condividiamo in questo momento sugli ospedali di comunità. Cosa hanno fatto? Hanno tolto letteralmente tutti i reparti di lungodegenza negli ospedali pubblici. La lungodegenza sono posti letto per acuti, quindi sono pazienti che devono essere visti in un ambiente ospedaliero, li hanno eliminati. Perché? Perché li mettono nei cosiddetti ospedali di comunità, che non sono la stessa cosa. Sono strutture per legge territoriali che vengono gestiti o dai medici di famiglia con accordi contrattuali o da liberi professionisti. Non sono stati fatti, li stanno facendo, per esempio lo stanno facendo qui a Padova, 50 posti letto ma è fermo, all'ospedale Sant'Antonio, lo stanno inserendo lì, dovrebbe essere, presumo, visto come stanno andando le cose, l'ospedale di comunità dell'azienda ospedale università. Però cosa vogliono fare? Vogliono caricare le guardie notturne, sono 50 posti letto, ai medici ospedalieri che svolgono già il servizio su un numero di posti letto immane. Le faccio un esempio: a Rovigo c'è un solo medico di guardia, per esempio, nei dipartimenti per 160-170 posti letto. Lì sono situazioni ad elevato rischio, perché sono tutti malati acuti, non siamo più come 30 anni fa che c'erano molti cronici, capisci? Sono tutti acuti, per cui è una realtà pericolosa che deve essere gestita con attenzione. Vengono compromesse, sono state compromesse e si stanno compromettendo la sicurezza delle cure, non solo la qualità ma anche la sicurezza delle cure. Aumenta il rischio clinico e quindi aumenteranno gli eventi avversi, cioè le situazioni particolari di mala sanità. Ma tutto questo per carattere e motivi organizzativi, perché più del 65% della cosiddetta mala sanità è dovuta a disfunzioni organizzative che non sono in capo al personale, né medico né infermieristico, sono in capo a chi deve organizzare, cioè all'azienda sanitaria. Chiarissimo, sì, Righetti. Sì, no, quello che voglio dire è che anche l'altro obiettivo slogan della Regione non è stato realizzato, che è quello meno ospedale più territorio. Sul meno ospedale progressivamente lì si sta abbiamo ragionato. Sul più territorio non ci siamo proprio, non perché non ci sia niente, ma l'implementazione dell'intera rete in termini di strutture, in termini di servizi presenti nel territorio per una presa in carico complessiva del paziente utente è lungi dall'essere realizzata. Non solo gli ospedali di comunità ci sono in qualche parte del territorio ma non in modo diffuso, per cui sono assolutamente da attivare e da completare, ma anche la rete della continuità assistenziale, dell'assistenza domiciliare è assolutamente carente. Anche qua per un problema di organici e di professionalità principalmente, e questo spinge anche in questo contesto, in questo ambito, a esternalizzare e appaltare molte delle attività, con ricadute che non sempre sono positive in termini di qualità delle prestazioni e in termini di peggioramento delle condizioni di lavoro. Allora questo è uno dei motivi per cui c'è anche forte malcontento rispetto ai processi di razionalizzazione ospedaliera, perché se non si attiva prima o almeno contestualmente la rete della filiera dell'assistenza territoriale, non puoi ridurre complessivamente il riferimento delle strutture ospedaliere, e su questo c'è necessità di investimenti. E la Regione non può pensare di farli ad invarianza di costo di spesa zero come sia nel piano vecchio che nel piano nuovo. C'è da gestire tutta la parte, c'è molta attenzione nel nuovo piano per esempio sulla gestione delle cronicità, c'è l'idea di costituire i team multiprofessionali
Però ovviamente tutto questo servono risorse, che è Certo. fondamentale. Soltanto la risposta sarà quella: soldi non ci sono e torniamo appunto a capo. Sì, Però ma se consideri la intanto, sanità e la sanità pubblica poi- e la filiera nel suo intero come un investimento, devi essere coerente. Le risorse devi mettercene delle aggiuntive, non puoi pensare solo alla ridistribuzione del Fondo Nazionale, che peraltro va assolutamente rifinanziato. Quanta responsabilità in capo alla Regione, quanta invece in capo allo Stato centrale? Allora, le devo dire come stanno le cose con precisione. Allora, qui c'è una duplice responsabilità, sicuramente maggiore da parte dei governi che si sono succeduti nel corso di questi ultimi 10 anni, ma la responsabilità negata ovviamente dalla politica è anche a livello regionale. Perché? Perché la programmazione la decide la Regione. È la Regione che ogni anno invia a Roma, a livello nazionale al MIUR, la programmazione triennale dei fabbisogni per la propria regione. Quest'anno hanno inviato il fabbisogno triennale, praticamente il 19, 20, 21, 564 posti di specializzazione, poi suddivisi nelle diverse specialità, d'accordo? Bene, questo negli ultimi 10 anni cosa è successo? Che questa richiesta poi veniva rimodulata a livello nazionale, a livello governativo, con il Ministero, con il MIUR, dell'Università della Ricerca, della Sanità e il MEF, quindi tagliavano, riducevano. Qual è il problema però? Che questo numero stabilito e deciso a livello nazionale poi veniva accettato tranquillamente dalle regioni che sottoscrivevano in conferenza Stato-Regioni, cioè accettavano il numero che il governo aveva deciso di assegnare. Io non ho mai sentito una sola regione nel corso di questi 10 anni protestare, come è accaduto invece per questo motivo, come è accaduto per esempio regolarmente il governatore Zaia ha protestato nella ripartizione del fondo sanitario nazionale e anche per altri motivi. Tra virgolette è andato a dire, come dice lui, a battere i pugni sul tavolo. Beh, i pugni sul tavolo per questa questione qui non sono stati mai battuti, quindi qui sta la responsabilità. Ma io direi che a parte quello che è successo e complessivamente quindi noi a livello nazionale avevamo un'esigenza di 10.000 posti di specialità, ce ne hanno concessi ogni anno solo 5.000, lei capisce che nel corso di 10 anni la frittata è stata fatta e ora ci ritroviamo, sì, c'è la responsabilità, ma forse è il caso di abbandonare queste argomentazioni e vedere in che condizioni siamo, che cosa si può fare e trovare la soluzione. Però, se mi permette, almeno in questa regione, ci è richiesto e ci viene richiesto dall'assessore in questo momento, dalla dichiarazione di ieri, di fare squadra, ma se loro stessi sono i primi a non farla con noi perché non ci vogliono, non ci convocano, sono 10 mesi che non siamo convocati al tavolo regionale, non ci chiedono nulla, non forniscono i dati quando noi li chiediamo, lei capisce bene che la collaborazione, se non c'è da parte della Regione. Questa è una loro responsabilità e non è nostra, perché i sindacati sono stati disponibili e l'hanno offerta questa disponibilità, quella dei medici, per collaborare, per trovare una soluzione, farsi carico dei problemi, ma non ci hanno mai chiesto nulla. Certo. Voi avete avuto la possibilità di un incontro? No. Noi abbiamo partecipato all'audizione sulle schede ospedaliere. Devo dire che sul terreno della sanità negli ultimi 2 o 3 anni, nonostante le molte sollecitazioni, nonostante l'esistenza di un protocollo di relazioni sindacali, non abbiamo avuto nessuna interlocuzione con l'assessore precedente alla sanità. Speriamo adesso che con il nuovo assessore, che fra l'altro assorbe, e questa è una cosa che noi valutiamo positivo, sanità e sociale, con l'assessore Lanzarin sulla parte del sociale un confronto, un'interlocuzione su diversi temi l'abbiamo avuto, speriamo che questo si traduca anche si estenda anche sul confronto con la sanità. Però, velocissimo, siamo in chiusura. Velocissimo, le cose che ho richiamato prima alla Regione vanno richiamate anche al Governo, la sanità deve essere considerata un investimento. Torno un attimo sui temi della struttura della filiera dell'assistenza territoriale, dicendo 2 cose. Una, che la Regione che rivendica tanto l'autonomia cominci a farla facendo urgentemente entro questa legislatura la riforma delle IPAB, delle case di riposo,
garantendo la natura pubblica e trasformandola in centri di servizi nel territorio. La seconda, tolga i costi di compartecipazione che spingono molti cittadini. Costi di compartecipazione vuol dire il super ticket, vuol dire il costo degli ospedali di comunità, perché dopo 30 giorni si paga una retta, vuol dire il costo delle rette nelle case di riposo che sono insostenibili per le famiglie. Velocissimo, un'ultima battuta. Esatto, Posso dire, bene, siccome noi perdiamo al vento, abbiamo deciso come organizzazione sindacale di fare un volantino, eccolo qua, non so se si riesce a non si riesce a leggerci, ecco, è un volantino rosso della Now Assomed in 5 punti, in testa c'è come risolvere la carenza di specialisti e sotto no a soluzioni fantasiose, sì a soluzioni concrete. Sono 5 punti secchi, sono quelli che diciamo da una vita, li abbiamo messi nero su bianco, abbiamo fatto i volantini, li distribuiremo e speriamo che i politici inizino a leggerli e magari ad applicarli. Io vi ringrazio del vostro intervento. Detto questo, aspettiamo anche noi di poter avere magari presenti in studio le parti politiche e istituzionali per avviare un dialogo, per capire qual è la situazione, perché giustamente poi i cittadini vogliono avere non solo cittadini lavoratori impiegati nella struttura sanitaria, anche cittadini fruitori dei servizi, avere delle risposte congrue. Grazie molte, buon proseguimento, ci vediamo domani. Buongiorno.